Padre Christian Carlassare, 43 anni, missionario comboniano vicentino, nella notte è stato vittima di un agguato nella diocesi di Rumbek, in Africa, nel sud Sudan. Dopo essere stato picchiato assieme ad una suora, gli assalitori gli hanno sparato 4 colpi alle gambe, un drammatico avvertimento per spaventare il sacerdote, nato a Schio ma residente a Piovene Rocchette, che alla fine di maggio doveva essere ordinato vescovo, il più giovane tra gli italiani. Secondo quanto riferisce la testata dei missionari in Igrizia, padre Christian non sarebbe però in pericolo di vita. Mi dispiace tantissimo che questo sia successo ad una persona che ha dato e continua a spendere la sua vita a favore degli altri, a favore delle persone più deboli. Siamo con lui, lo affianchiamo in questo cammino che sta affrontando anche in questa situazione, un cammino che lo vedrà sempre in prima linea, come è nel suo carattere. Siamo vicini a lui, a tutta la sua famiglia, e soprattutto vogliamo ricordare anche nello stesso momento la nostra quasi compaesana, la nostra suora Nadia De Munari. Sempre originaria di Schio, Nadia De Munari, la missionaria laica morta sabato scorso in Perù dopo essere stata aggredita a colpi di macete nella baraccopoli di Nuevo Chimbote, dove si occupava della gestione di 6 asili con 500 bambini. Oggi innumerevoli messaggi di solidarietà per entrambi i missionari, espressi da comuni cittadini e dalle massime autorità religiose e politiche venete. La famiglia è distrutta, il colpo è fortissimo per una donna che era considerata da tutti un angelo che stava cercando di fare della sua vita, diciamo, un dono verso gli altri.